Ladri acrobati si sono arrampicati sui tetti delle cappelle al cimitero di Grantorto e hanno rubato le grondaie in rame per un valore che s'aggira sui 15.000 euro. La scoperta era parte di un'anziana residente che ha subito allertato il comune, che ha fatto scattare le segnalazioni ai carabinieri. Sono andati, fatto le verifiche, hanno fatto delle foto, poi mi dicevano che è meglio anche che vadino i proprietari a deporre la denuncia, perché in sostanza, perché queste cappelline sono di proprietà. Certo, che Co- tra con- l'altro avevano tentato di colpire anche la sua cappella. Avevano iniziato sulla mia un pezzettino sull'angolo Sì. e poi non so, sia stato un atto di fortuna che non hanno toccato la nostra, non lo so, ecco. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, pare abbiano agito in più persone vista la quantità di metallo trafugata. Adesso i carabinieri visioneranno le immagini della telecamera di videosorveglianza all'ingresso del Camposanto, comprese quelle dislocate lungo la strada e sulle abitazioni limitrofe. Certo è che oltre al danno economico, quello che tocca è il danno morale subito dalla comunità. La ferita della nostra comunità e sicché ora so che ci sono le forze dell'ordine che stanno facendo le indagini, abbiamo qualche telecamera, speriamo di riuscire a trovare qualcuno, però queste cose qui non si devono ripetere nelle nostre piccole comunità, questi sono luoghi di assoluta importanza proprio morale e sicché è una ferita anche per la nostra amministrazione questo che è successo.